Sport e natura, un binomio vincente che in questa occasione unisce le bellezze dei Colli Euganei con il ciclismo. 3 gare per la XC Colli Euganei, un circuito ciclistico che racchiude alcune tra le gare più belle di mountain bike del panorama italiano. L'iniziativa è stata presentata in regione a Venezia. Il Veneto è una palestra a cielo aperto e i Colli Euganei si prestano perfettamente a svolgere manifestazioni come queste legate alla mountain bike, legate al mondo del ciclismo. Sarà una bella occasione per far conoscere ancora di più e sempre a più persone la bellezza dei nostri Colli Euganei, le eccellenze che vengono prodotte da un punto di vista enogastronomico, culturale, delle nostre intelligenze in un territorio come questi che rappresenta pienamente il Veneto dello sport, il Veneto che vuole vivere lo sport attraverso le grandi manifestazioni sportive. 3 prove ad iniziare dalla prima data al 23 febbraio con la partenza da Teolo, la seconda tappa in estate a luglio a Montegrotto, infine l'ultima a settembre da Galzignano Terme. Si coniugherà il tempo libero, lo sport, l'aria aperta, lo stare all'aria aperta, il contatto con la natura, perché è un paesaggio straordinario, un luogo straordinario come quello dei Colli Euganei, riserva MAB UNESCO della biosfera dal 2024, quindi un grande riconoscimento e manifestazioni come queste, che sono anche a livello molto alto dal punto di vista ciclistico, dal punto di vista agonistico, attirano ulteriormente degli appassionati, ma attirano anche delle altre persone che magari poi vogliono passare un po' di tempo libero all'aria aperta respirando un'aria pulita. L'iniziativa nasce con lo scopo principale di promuovere il territorio a livello nazionale e internazionale attraverso la bicicletta con gare di mountain bike e in questo caso il Parco regionale dei Colli Euganei dallo scorso anno riserva MAB UNESCO. Le nostre peculiarità sono appunto il paesaggio, la natura, la biodiversità e noi siamo onorati di ospitare questa importante manifestazione ciclistica, una manifestazione ciclistica che ci darà l'opportunità di mostrare ai numerosi ciclisti, ai numerosi sportivi, le nostre bellezze del nostro paesaggio,